Il nuovo governo Meloni è realtà e avrà un ministro friulano. Luca Ciriani guiderà i rapporti con il Parlamento. Il senatore pordenonese, già vicepresidente regionale, è il 10° ministro della Repubblica della Regione. Vertice tra sindaco Fontanini e prefetto Marchesiello per la situazione in Borgo Stazione. Il primo cittadino chiede l'intervento dell'esercito, stretta delle forze dell'ordine alle Magnolie. Obbligo per negozi e locali a Udine di tenere porte e finestre chiuse per non consumare energia invano, multe fino a 500 euro. I negozianti si dividono tra sostenitori e contrari. I finanziamenti statali riservati al bando di rigenerazione urbana vengono destinati solo alle regioni del sud, la delusione dei comuni friulani esclusi dai finanziamenti. 4 casi Covid tra i giocatori dell'APU, lo ha comunicato la società spiegando che domani si giocherà il big match contro 100. Comunque del regolamento per il rinvio servono almeno 6 positivi. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Nasce il nuovo governo targato Giorgia Meloni e della sua squadra farà parte anche il senatore pordenonese Luca Ciriani, che guiderà i rapporti con il Parlamento. L'incarico è stato affidato alla Meloni da Mattarella nel pomeriggio, domani mattina alle 10, il giuramento. Del nuovo governo. Ministri senza portafoglio, il senatore Luca Ciriani, al quale sarà conferito l'incarico di ministro per i rapporti con il Parlamento. Il nuovo governo Meloni è realtà e avrà un ministro friulano. Luca Ciriani, senatore pordenonese, guiderà i rapporti con il Parlamento. Il suo nome è nell'elenco della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in mattinata era stata indicata dal centrodestra compatto come premier. Lei stessa, dopo il colloquio con Mattarella, aveva detto di essere pronta e voler far presto, e così è stato. Nel pomeriggio è salita nuovamente al Colle dal Capo dello Stato, che le ha conferito l'incarico. Lei aveva già la lista pronta dei ministri. Tra le caselle più importanti, Salvini alle infrastrutture, Tajani agli esteri, i due saranno anche vice premier, Piantedosi all'interno, Giorgetti all'economia, Crosetto alla difesa e Nordio alla giustizia. Il nuovo governo giurerà già domani mattina alle 10. Il Friuli avrà così di nuovo un ministro, l'ultimo fu Giorgio Santuzza a fine anni 80. Prima di lui Loris Fortuna, Mario Toros, Tiziano Tessitori e Mauro Scocimaro. La destra a tagliamento aveva già avuto un ministro, Luigi Gasparotto di Sacile, ministro della difesa per pochi mesi nel 1947. Ciriani è stato più volte consigliere e assessore del Friuli Venezia Giulia, di cui è anche diventato vicepresidente nella giunta Tondo. Grande soddisfazione per la nomina di Ciriani nel Friuli occidentale, dove il fratello Alessandro è sindaco di Pordenone. Oggi a parlare anche i parlamentari eletti per il Friuli Venezia Giulia, che hanno fatto il punto sull'incarico a Giorgia Meloni. Nel centrodestra c'è voglia di governare, il centrosinistra annuncia un'opposizione costruttiva. Siamo pronti rispetto ad un impegno molto importante che deve essere svolto nel più breve tempo possibile, e quindi noi già dalla prossima settimana siamo pronti per cercare di dare delle risposte. Evidentemente sarà probabilmente il governo di più rapida composizione nella storia, e quindi anche oggi stesso, quando alle interlocuzioni fatte al Quirinale, Giorgia Meloni come capodelegazione è rimasta dentro ben 7 minuti e dopo se ne è ritornata alla Camera a lavorare. Questo dà effettivamente la stima e l'indicazione rispetto a quello che serve fare bene e presto. Per cui siamo assolutamente pronti. La Lega, come al solito, non si è mai puntata su alcune figure, avendo appunto delle persone che possono andare a coprire incarichi a tutti i livelli, per cui non vediamo l'ora anche noi semplici parlamentari di poter iniziare con le commissioni, che ovviamente verranno dopo i ministri e dopo i sottosegretari. Partiamo dall'opposizione, sarà, come abbiamo detto ieri anche al Presidente della Repubblica, un'opposizione molto determinata, puntuale, consapevoli che dobbiamo dare una mano al Paese, quindi quando sarà il momento, quando ci verrà richiesto e quando le proposte saranno proposte che saranno utili al Paese, noi, come abbiamo sempre dimostrato anche in passato, ci saremo.
però sarà la nostra un'opposizione anche alternativa a quella della destra, anche perché siamo preoccupati, lo abbiamo detto ieri anche al Presidente, per quanto riguarda la collocazione europea e euroatlantica del nostro Paese, per quanto riguarda quindi la politica estera, ma anche e soprattutto per la politica interna. Ci sono dei passaggi delicatissimi che andranno seguiti con grande attenzione e quindi vogliamo e vorremmo che il prossimo governo sia consapevole che c'è un enorme disagio sociale. Noi saremo convintamente all'opposizione, anche se abbiamo sempre detto che sarà un'opposizione costruttiva, perché pensiamo che l'Italia, gli italiani vengano prima di tutto, quindi sui provvedimenti che riterremo giusti o sugli emendamenti che riterremo di presentare, di approvare, insomma noi saremo da questa parte, perché comunque il momento storico sappiamo essere molto difficile. A Udine, stretta in Borgo Stazione. Dopo le risse e l'allarme lanciato da residenti e comune, le forze dell'ordine nel pomeriggio di oggi hanno passato a setaccio il quartiere, un primo segnale in attesa che arrivi l'esercito. Nel pomeriggio scatta la stretta su Borgo Stazione. Questura, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e unità cinofile, tutte in campo per controllare il quartiere in balia delle bande di spacciatori. All'angolo tra via Roma e via Leopardi in queste settimane si sono verificate 3 risse e proprio in questa zona, perlustrata oggi dalle forze dell'ordine, sono stati trovati anche dei quantitativi di hashish, uno in mano a un ragazzo e uno in un pertugio, complessivamente 13 grammi. Al setaccio parchi, negozi etnici, mini market, bar, ma anche gli stessi frequentatori. I residenti nei giorni scorsi si sono detti preoccupati per l'escalation di violenza in strada. Il prefetto Marchesiello, al termine del comitato di ordine pubblico, ha detto che l'attenzione è alta. Un quadro di massima attenzione sul problema, sulla situazione, visto anche i recenti problemi, fenomeni che si sono verificati, quindi nessuna disattenzione e nessuna minimizzazione della situazione. La maggioranza del comune ha chiesto anche l'invio dell'esercito, decisione questa rimandata ai prossimi giorni. Se ne è parlato, ovviamente l'abbiamo preso in carico come richiesta condivisa anche dalla maggioranza del comune di intervento, di possibilità di presenza dei militari che all'interno del progetto Strade Sicure sono comunque utilizzabili proprio perché il prefetto ne dispone, come dire, la sensibilizzazione verso alcuni obiettivi. Abbiamo un contingente che purtroppo per le recenti crisi internazionali si è dovuto ridurre, quindi contiamo sulle risorse umane che abbiamo. Ci ragioniamo, è una cosa possibile, però ovviamente non ci aspettiamo tanti uomini. E dopo la rissa di martedì sono 4 le persone arrestate, per 3 di loro oggi il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Sono 2 pakistani di 26 e 44 anni e 2 afghani di 27 e 24 anni, le 4 persone arrestate martedì scorso per la rissa avvenuta in via Leopardi a Udine, proprio davanti al presidio della polizia locale. Il 44enne è accusato anche di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale. Oggi il GIP di Udine, Emanuele Lazzaro, ha convalidato gli arresti disponendo la custodia cautelare in carcere per 3 di loro e la liberazione dell'afghano più giovane. La rissa è stata segnalata verso le 13 da numerose persone che hanno chiamato il 112. Il pakistano di 26 anni, seguito da 6-7 stranieri, ha chiesto aiuto agli agenti della polizia locale del presidio, dicendo di essere stato aggredito. Nel tentativo di fermare le violenze, un agente della polizia locale è stato buttato a terra procurandosi lesioni al ginocchio e al gomito. Gli inseguitori, all'arrivo delle pattuglie della polizia dei carabinieri e della polizia locale, si sono dileguati. Successivamente 5 persone sono state fermate e condotte in questura e 4 di loro sono state arrestate. Sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri partecipanti alla rissa. Siamo preoccupati, serve l'intervento dell'esercito, così il sindaco di Udine Fontanini, accompagnato dall'assessore Ciani, dal comandante della polizia locale del Longo, ha presentato davanti al prefetto la situazione in Borgo Stazione, ribadendo anche la necessità di leggi più severe a livello nazionale. Noi abbiamo fatto una richiesta di utilizzare anche l'esercito in 2 punti della città, davanti alla caserma Cavarzerani e davanti alla stazione delle ferrovie. Abbiamo chiesto questo perché siamo un po' preoccupati, c'è stata un'escalation di fatti criminosi, in particolare questa zuffa tra 2 bande di spacciatori ci preoccupano perché purtroppo lo spaccio della droga è presente e purtroppo i clandestini che arrivano in città sono aumentati.
e bisogna fronteggiare questo fenomeno. È evidente che adesso serva uno sforzo ulteriore, abbiamo parlato sia di esercito che di attività interforze, di collaborazione tra le forze di polizia e la procura, quindi è stato un confronto estremamente utile con degli spunti interessanti, mi auguro che i risultati si vedano a brevissimo. Il tema dell'esercito è stato affrontato con serenità e quindi aspettiamo che poi dalla prefettura ci facciano sapere quali risultati potrà avere questa richiesta. La presenza di personale in divisa sicuramente svolge un ruolo di prevenzione molto sostanziale. Adesso il prefetto valuterà insieme poi con tutti quanti noi che operiamo sul territorio quelle che sono le misure migliori da adottare per cercare di dare quella serenità che i cittadini di Borgo Stazione meritano. E i residenti e i commercianti, pur essendo tutti d'accordo sul fatto che la situazione sia pericolosa, si dividono sull'utilizzo dell'esercito. Qua non si può più vivere, ogni giorno botto, mattina, mezzogiorno e sera. No, bisogna che cambia tutto, devono fare più controllo. Non fare la finta, un giorno controllano e 10 giorni non si vedono più. Serve l'esercito. Cosa sta accadendo? Troppo giro di droga, troppi casini in giro, si pestano, Si fermano i camion, si passano la droga davanti a noi, alle persone, lo vediamo noi. Questa zona, guarda qua, tutti drogati, tutti vendono droga, casino, all'Innova non poi esce mia figlia. Soliti 10 persone che fanno casino, io sono da 20 anni in questa via, però i soliti 10 che fanno casino. Soliti 10 che vengono presi, puniti, poi ritornano. Il giorno dopo sono fuori. Problema di leggi? Sì, di legge. In che senso per te è pericolosa? Perché ci sono risse, dicono che c'è spaccio. Di sera non è una bella zona di là, ma va bene, dai. Cioè, siete voi che dovete controllare? Sì, certo, qua se manca qualcosa, tipo qua in via Roma, se succederà qualcosa noi sempre chiamiamo la polizia oppure troviamo qualche soluzione per risolvere quei problemi. Tu cammini? E ti chiedono, vuoi qualcosa? Oh, ciao frate, dicono, ma assolutamente no, per carità di Dio. E poi vado via. Tutto lì. Sì, non è tanto tranquilla, da quella parte lì. Serve l'esercito? Non Cosa credo serve proprio, in sta non zona? credo proprio, basta un po' di controllo di più e tutto lì. E l'opposizione in Consiglio attacca Fontanini e la Giunta. Hanno vivacchiato attribuendo colpe, agitando i problemi, afferma Federico Pirone, consigliere di Innovare. La verità è che questa maggioranza non sa più dove sbattere la testa ora che governa ed è vittima della propria illusoria propaganda. Mancano solo i caschi blu dell'ONU e poi abbiamo completato l'elenco. La misura è colma, commenta il gruppo consigliere dei 5 Stelle, un sindaco che ha improntato tutta la sua campagna elettorale sulla sicurezza non può fallire miseramente, perché questo si traduce in un disagio per la nostra città. E la capogruppo dei 5 Stelle Capozzi chiederà anche una convocazione della commissione garanzia. Duro infine il commento di Enrico Bertossi, capogruppo di Prima Udine, che dal 2018 invocava l'arrivo dell'esercito. È il fallimento totale di una politica becera fatta di propaganda e scarsa visione delle cose da fare, senza mai aver fatto pressioni tempestive al governo, al prefetto, per dotare le forze dell'ordine di organici adeguati e per fare interventi adeguati. Restiamo alla cronaca, ma ci spostiamo ad Aviano perché c'è stato un allarme bomba oggi pomeriggio alla base militare. Un cane poliziotto preposto al controllo dei mezzi in entrata ha fiutato in un mezzo agricolo qualcosa di apparentemente esplosivo. Sono immediatamente scattate tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo dell'antiterrorismo, tra l'altro anche la chiusura immediata della circolazione lungo le vie limitrofe e le entrate della base, dove è stata segnalata la presenza del mezzo sospetto. Sul posto, oltre ai carabinieri e al personale militare in servizio alla base, la polizia e gli artificieri da Trieste. Dopo gli accertamenti è stato constatato come si trattasse tuttavia di un falso allarme. Il cane sarebbe stato tradito dall'odore lasciato nel mezzo agricolo da un fertilizzante. Nell'Isontino non c'è pace, ancora una notte di furti, 4 le abitazioni razziate a Mariano. I controlli delle forze dell'ordine intensificati, almeno per adesso, non hanno dato l'esito sperato.
Ancora furti nell'Isontino. La stretta annunciata giovedì mattina a Gorizia nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, attraverso controlli mirati sul territorio e pattugliamenti coordinati tra forze dell'ordine nei comuni maggiormente presi di mira dai ladri nelle ultime settimane, non ha dato i risultati sperati. Nella notte infatti sono state violate 3 abitazioni e un'auto nella zona di Mariano. Uno zainetto praticamente vuoto, sottratto da una casa, è stato abbandonato a poca distanza. 4 invece i tentativi che solo per fortuna dei residenti sono falliti. Carabinieri e polizia non demordono, annunciati anche per oggi a partire da stasera e per tutta la notte, controlli specifici come arma deterrente, anche se cogliere la banda delle ville sul fatto resta l'obiettivo più importante, così da ristabilire finalmente la serenità tra i cittadini. E torniamo a Udine, dove da lunedì scatta l'obbligo di tenere le porte chiuse per bar e negozi con l'ordinanza firmata oggi dal sindaco Fontanini. Una misura per ridurre i consumi e limitare le emissioni inquinanti, che però fa discutere gli esercenti del centro, che rischiano fino a 500 euro di multa. Alla luce dell'aggravarsi dell'emergenza energetica che da mesi sta colpendo famiglie e attività commerciali, il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha firmato oggi un'ordinanza nella quale stabilisce che da lunedì 24 ottobre, giornata in cui è prevista l'accensione del riscaldamento, al 31 marzo a Udine ci sarà l'obbligo per bar e negozi di tenere chiuse le porte d'ingresso affacciate sulla strada. Con tale misura, spiega il sindaco, oltre a ridurre i consumi si vuole limitare le emissioni di inquinanti dell'atmosfera e allo stesso tempo fare in modo che certe buone pratiche di risparmio energetico diventino la norma. Una misura che fa discutere gli esercenti del centro. Penso che ognuno sappia regolarsi nel proprio esercizio. Qualsiasi cosa possa essere utile in un momento complicato come questo per la gestione delle fonti energetiche, faremo la nostra parte. Io mi trovo d'accordo sul fatto di chiuderla, per lasciare le porte aperte d'inverno con l'aria che funziona, mi sembra una follia, da sempre. Per motivi di Covid noi abbiamo sempre tenuto ventilato, quindi abbiamo sempre mantenuto le 2 porte aperte in modo da creare giro d'aria. Nel mio caso, ad esempio, la vetrina fa molto riflesso con la strada e se io non tengo la porta aperta il negozio sembra proprio chiuso. Onestamente mi trovo un po' in disaccordo. Se le temperature, ribadisco, cambiano, forse c'è ragione. In questo momento lo trovo fuori luogo. Imporre ai fornitori di energia di non inviare solleciti a famiglie in difficoltà con bambini o con problemi di salute, altrimenti il rischio di inviare ingiunzioni che potrebbero arrivare fino al pignoramento della casa. A lanciare l'allarme è la Presidente degli amministratori di condominio per la provincia di Udine, Emanuela Gorgone. Un provvedimento d'urgenza al governo affinché imponga alle compagnie erogatrici di non inviare lettere di messa in mora e soprattutto di non sospendere il riscaldamento, perché comunque si creano danni inenarrabili. Pensiamo se in un condominio ci sono persone malate o bambini piccoli o persone fragili. Non è possibile togliere un servizio primario come questo e il governo deve impegnarsi a tal proposito. È l'appello di Emanuela Gorgone alla guida di una delle principali associazioni degli amministratori di condominio. Il caro bollette si sta scatenando su molti condomini ai quali sono arrivate lettere di sollecito da parte dei fornitori di energia a rischio del taglio delle forniture dietro l'angolo. C'è un problema che sta diventando sempre più enorme. I costi energetici stanno veramente aumentando in maniera incontrollata e ciò significa che le persone si trovano a ricevere delle rate di pagamento che sono insostenibili. E se le bollette per le singole utenze sono d'allarme rosso, non si scherza neanche per le spese condominiali sulle quali pesano le utenze elettriche comuni e, come conferma la Presidente Gorgone, ci sono situazioni disperate che rappresentano persone in gravissima difficoltà. L'amministratore di condominio ha degli obblighi che sono estremamente pesanti, nel senso che ha l'obbligo di riscuotere le rate condominiali e in caso di difficoltà ha l'obbligo anche di emettere i decreti ingiuntivi per poter intervenire in maniera giudiziale. Ciò significa che si va o a pignorare una parte dello stipendio o della pensione, che già sappiamo che non sono neanche sufficienti per vivere, o si va ad aggredire il bene primario, ovvero la casa. Il price cap è un primo passo in avanti e ci consente di considerare che il picco del prezzo del gas è alle spalle e che potrebbe essere davanti a una discesa. Il presidente reggente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia, Gianpietro Benedetti, si è espresso così questa mattina a Treviso a margine del Family Business Forum al quale sta partecipando. Secondo Benedetti il price cap è un fatto temporaneo che andrà aggiustato in relazione all'andamento del mercato, determinato tra l'altro dalla vendita dei fiumi
future alla borsa di Amsterdam. Il presidente di Confindustria del gruppo Danieli si è soffermato anche sul conflitto in Ucraina. Penso e spero, ha detto, che nei prossimi 8-10 mesi ci sia una sorta di tregua con l'inizio della ricostruzione del paese a partire da infrastrutture e case. Il Partito Democratico ha presentato questa mattina un pacchetto di proposte da 50 milioni per le variazioni di bilancio autunnali che saranno in discussione la prossima settimana. Abbiamo sempre fatto proposte costruttive e continueremo a farle. Il Partito Democratico, con il capogruppo in Consiglio regionale Diego Moretti e il relatore Roberto Cosolini, ha presentato un pacchetto da 50 milioni di euro di emendamenti da investire nelle variazioni di bilancio. Vogliamo intervenire in maniera diversa da come sta facendo la Giunta, in particolare su due filoni, quello a favore delle imprese e quello a favore delle famiglie. Rimodulando i 100 milioni previsti da una norma di cui non abbiamo ancora notizia e che probabilmente, a sentire le dichiarazioni del Presidente, sarà fatta ai primi del 2023, e quindi intervenendo sulle imprese, e poi a favore delle famiglie nel momento in cui vogliamo intervenire con una dotazione cospicua rispetto a quelle che sono preoccupazioni forti rispetto a una situazione sociale che rischia di essere esplosiva. In merito alle accuse del presidente della regione Massimiliano Fedriga circa la misura sui contributi per l'installazione di sistemi per le energie rinnovabili, dai Dem arriva una precisazione. Diciamo semplicemente che oggi c'è una tabellina che stanzia 100 milioni che già ci sono alla voce futuri provvedimenti legislativi. Futuri provvedimenti legislativi vuol dire che oggi non c'è una misura concreta, che ci dovrà essere una norma, no? Quando ci sarà la discuteremo e se sarà possibile la sosterremo. Ci dovrà essere una norma che però oggi non c'è, quindi oggi per i cittadini al momento non c'è nulla. Domani a Roma manifestazione unitaria di CGIL e CISL e UIL per ribadire la necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza sui posti di lavoro. Oggi a Udine l'incontro in vista dell'appuntamento di domani è per analizzare gli ultimi dati sugli infortuni. In Friuli Venezia Giulia sui luoghi di lavoro calano i numeri delle vittime, passando da 22 nel 2021 a 5 nel 2022, ma aumentano del 13% i casi di infortunio. La provincia di Udine è la più colpita, con oltre il 40% rispetto al resto della regione. I dati sono stati analizzati durante l'incontro udinese di CGIL e CISL e UIL in vista della manifestazione unitaria organizzata per domani a Roma. È l'ennesima manifestazione che si fa anche in forma ristretta per tenere alta la guardia sul tema della sicurezza e morti sul lavoro. Nonostante le percentuali che a volte si riducono, comunque sempre di morti si parla, sempre di infortuni si parla. Ho fatto diverse assemblee nei posti di lavoro anche per informare, formare i lavoratori, anche perché i numeri non sono diminuite le morti sul lavoro, che da gennaio ad oggi in Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto 5 casi, di cui 4 nella nostra provincia. Purtroppo diciamo che la sicurezza nei luoghi di lavoro soggiace purtroppo alle esigenze produttive e da lì spesso si determinano le inosservanze. A nostro avviso purtroppo ancora troppe volte la responsabilità è da ascrivere ai datori di lavoro, nonostante magari anche i tentativi fatti per mettere in sicurezza i propri dipendenti. I sindacati hanno incontrato oggi i rappresentanti dei lavoratori del gruppo Wärtsilä per fare il punto sulla vertenza. Nessun passo indietro. I rappresentanti dei lavoratori dello stabilimento Wärtsilä di Trieste hanno incontrato oggi i parlamentari del Friuli Venezia Giulia per ribadire la necessità di tenere alta l'attenzione sul sito produttivo di San Dorligo. Presenti tutti i partiti eletti, da Fratelli d'Italia alla Lega, Azione Italia Viva e Partito Democratico, e tutti hanno confermato la solidarietà e il massimo impegno per tutelare i posti di lavoro. I sindacati erano presenti i vertici nazionali di FIOM, CGIL, FIM-CISL e i vertici regionali di UILM, oltre all'RSU, hanno ribadito la necessità di garantire i posti di lavoro e la produzione in particolare di motori marini, vera eccellenza da sempre dello stabilimento. L'onorevole Deborah Serracchiani del PD, attiva nella scorsa legislatura con il ministro del lavoro Andrea Orlando e che ha avuto un incontro con il nuovo management italiano del gruppo, ha confermato che ci sono delle realtà interessate al sito produttivo, ma non tutte pronte a mantenere quel tipo di produzione, ma con la garanzia di mantenere i livelli occupazionali. I sindacati hanno anche chiesto e ottenuto l'impegno a rendere legge la norma antidelocalizzazione promossa in urgenza lo scorso mese, che il 20
22 novembre scadrà. Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia ha invece sottolineato come anche il governo finlandese dovrà rispondere a livello sociale di questa situazione. Attualmente, con lo stop del Tribunale del Lavoro di Trieste, la procedura di licenziamento per 450 lavoratori, che con l'indotto salirebbero a 900, è stata sospesa, ma Varsila ha confermato in altre sedi la volontà di andare avanti. L'omicidio di Mortegliano, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la colpevolezza dei 2 imputati. Omicidio per droga di Mortegliano, confermate in appello le condanne di primo grado con un leggero sconto di pena. È la decisione della Corte d'Appello di Trieste che questa sera, dopo oltre 3 ore di Camera di Consiglio, ha condannato Raimondo Raiola e Jorge Wilfredo Martinez rispettivamente a 22 anni e 6 mesi, a 14 anni e 6 mesi di reclusione per la morte del 24enne afghano Ramani Zazai, avvenuta l'8 giugno 2020. L'uomo fu ferito alla testa con un colpo di pistola 2 giorni prima durante una rapina per droga finita male proprio nei campi di Mortegliano. Le pene di primo grado, inflitte lo scorso dicembre dalla Corte d'Assise del Tribunale di Udine, sono state ridotte di 1 anno e 6 mesi ciascuno. Nella ringa i difensori di Raiola, l'avvocato Massimo Cescutti, e di Martinez, l'avvocato Paolo Bevilacqua, avevano sostenuto che la morte dello straniero non avvenne durante la rapina, ma successivamente, quando Raiola cercò di intimidire la vittima colpendola con il calcio della pistola, facendo così partire inavvertitamente il proiettile mortale. Sono convinto, dice Cescutti, che si sia trattato di un omicidio preterintenzionale non volontario. Per questo ricorrerò in Cassazione. Il mio assistito, conclude Bevilacqua, non poteva prevedere quanto accaduto a rapina conclusa. La sentenza stride con la nostra ricostruzione e si presta a essere impugnata. Nuova sentenza sui falsi prosciutti DOP di San Daniele. Falsi prosciutti DOP di San Daniele assolti perché il fatto non sussiste. È la sentenza con cui il giudice del Tribunale di Udine, Giulia Pussini, ha prosciolto i fratelli Ivan ed Enrico Gigante, di 49 e 48 anni, allevatori di Ronchis di Latisana. Il PM aveva chiesto 1 anno di reclusione ciascuno, mentre l'avvocato Luca Zanfagnini, legale del Consorzio San Daniele, aveva chiesto un risarcimento di 15.000 euro. I 2 erano accusati di frode in commercio e contraffazione di marchio. Stando ai capi di imputazione, nel 2016 gli allevatori avrebbero venduto ai prosciuttifici maiali geneticamente non ammessi dal disciplinare DOP perché nati da un verro Duroc danese, certificandoli come maiali di razza Duroc italiana. Il difensore, l'avvocato Nino Orlandi, aveva contestato la consulenza tecnica della procura perché carente sotto il profilo metodologico e documentale. Sono lieto, ha commentato Orlandi, che sia stata accertata la correttezza e l'innocenza dei fratelli Gigante. Sono ugualmente felice che sia stato restituito l'onore, ha concluso, al prosciutto di San Daniele e al Consorzio. Friuli Venezia Giulia ancora una volta all'asciutto nell'assegnazione di finanziamenti statali, questa volta per quanto riguarda il bando per la rigenerazione urbana. 0 euro al centro-nord Italia. Per quanto riguarda i finanziamenti per la rigenerazione urbana, i comuni del Friuli Venezia Giulia sono rimasti a bocca asciutta. Ad aver fatto la parte del leone invece sono state Marche, Puglia, Sicilia e Sardegna. A sollevare il caso è Marcus Maurmaier, sindaco di Valvasone Arzen, che ha messo in evidenza, palesando non pochi dubbi, come ancora una volta ad essere premiate siano state soltanto alcune regioni. Un bando importante che assegnava 5 milioni di euro per ogni richiesta, ha visto come beneficiari una 60ina di comuni provenienti tutti dal sud Italia. E questo veramente spiace perché sulla rigenerazione molti enti locali, anche del Friuli Venezia Giulia, avevano posto particolare attenzione e speranza. Forse, si convince Maurmaier, sarebbe stato meglio evitare a tanti enti di predisporre progetti, fare dei libri di consiglio comunale per poi rimanere solo con il tempo perso per nulla. Erano state individuate quasi 300 milioni di euro di risorse e quindi ci si poteva attendere che almeno 1 o 2 progetti sui 60 che sono stati finanziati fossero anche del Friuli Venezia Giulia. Credo che sia giusto che le amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, capitanate dall'ANCI e sostenute da parte dei nostri nuovi deputati, chiedano che ci sia una revisione. Fermare la decrescita dei friulanofoni, se ne è parlato in una tavola rotonda in regione a Udine. In regione ci sono 600.000 parlanti friulani, ma ogni anno questa cifra cala mediamente dello 0,6%. Se non si facesse nulla, nel 2050 si perderebbero 100.000 friulanofoni.
L'obiettivo è fermare questa decrescita anche con strumenti innovativi come il traduttore automatico italiano-friulano su Google. A dirlo William Cisilino, direttore dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, nel corso della sua relazione che ha aperto gli interventi della tavola rotonda su promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche. Senza le lingue minoritarie la Regione non avrebbe ottenuto e soprattutto non potrà mantenere la specialità regionale. Le politiche per le lingue minoritarie vengono fatte tramite delle leggi, tramite degli atti amministrativi della Giunta regionale, e quindi è giusto anche discutere non solo di quelle che sono le tecniche per promuovere le lingue, ma anche di quelle che devono essere le decisioni politiche. Magari quando giriamo nelle altre regioni ci rendiamo conto, no, delle ricchezze che abbiamo, quando invece rimanendo qui diamo per scontate tutta una serie di diciamo così, caratteristiche sono scontate per noi ma non scontate per chi viene da fuori. Un quarto di secolo di attività per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che questa sera festeggia con il concerto inaugurale della stagione. 25 anni di concerti, spettacoli di prosa e balletto, laboratori, incontri con i protagonisti della scena. Un quarto di secolo di attività che ha influito in maniera determinante la vita culturale della città e che il Teatro Nuovo Giovanni da Udine si appresta a festeggiare questa sera con un grande concerto evento. È un concerto molto importante, è stato voluto proprio per celebrare degnamente anche la ricorrenza dei 25 anni. Qui parliamo dell'Orchestra Sinfonica della RAI, del Coro del Teatro Regio di Torino, l'esecuzione e la seconda Sinfonia di Mahler. È una cosa emozionante al di là di quello che si prova sempre quando si comincia una stagione teatrale. Dopo 2 anni di crisi pandemica, la ripresa dell'attività teatrale vede un incremento delle presenze, ma anche la preoccupazione per la crisi energetica. Ci sta già toccando perché noi abbiamo un incremento dei costi, c'è almeno un raddoppio se non di più. Evidentemente questo intacca le possibilità, visto che i nostri bilanci sono sempre al limite dell'equilibrio, se ci portano via qualche centinaio di migliaia di euro non previsti per pagare costi energetici, sono tutti soldi che si sottraggono alla programmazione artistica, visto che non possiamo certo scaricarli sui biglietti degli spettatori. Don Pierluigi Di Piazza, il sacerdote dell'accoglienza, sarà ricordato domenica al cimitero di Tualis, dove è stato sepolto. Dalle 15 alle 16:30, un momento di incontro con lui, come dice il fratello Vito, per salutarlo, stare insieme e ricevere ancora da lui sollecitazioni, coraggio, fiducia e speranza. Nel pomeriggio saranno lette alcune riflessioni e condivisi pensieri, accompagnati da momenti musicali. Saranno presenti il maestro Giuseppe Tirelli con il suo gruppo musicale con il coro dell'Associazione Culturale Le Colonne. Le letture saranno curate dall'attrice Aida Tagliente, che a scuola ha avuto Don Pierluigi Di Piazza come insegnante. Ci saranno anche le riflessioni del direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, del professor Angelo Floramo e dello scrittore Fabio Turchini. Lo sport con la vigilia del big match in casa APU e 4 casi positivi nel gruppo squadra, ma anche l'attesa e le anticipazioni sulla gara di campionato tra Udinese e Torino di domenica, tra poco a Sport FVG. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.